Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Quest'oggi parleremo dell'aglio bianco polesano DOP, una delle 36 denominazioni del Veneto, quindi continuiamo con questa nostra carrellata. Siamo in collegamento con il presidente del Consorzio di tutela dell'aglio bianco polesano DOP, Massimo Tovo. Grazie Massimo per essere qui con noi. La vedo in un campo di aglio ovviamente, con un trattore dietro, quindi siete in piena lavorazione in questo momento. Sì, dai, diciamo siamo sul pezzo, siamo alle prime fasi di lavorazione, capito? Quindi le prime fresature. Benissimo, benissimo. Senta Presidente, entriamo subito nel merito. Cos'ha di così particolare l'aglio bianco polesano per aver raggiunto un riconoscimento così importante dall'Unione Europea, qual è una denominazione di origine protetta, DOP? Diciamo che le cose sono molteplici. Comunque, i due aspetti più importanti sono quelli di aver saputo tramandare la semente dell'aglio bianco polesano DOP, quindi l'ecotipo come seme che è stato tramandato da generazioni, che praticamente ha la particolarità di avere una profumazione costante, intensa, e che sa di fresco, di buono, ed è molto apprezzata in cucina. Ha all'interno poca acqua e quindi la capacità di essere conservato a lungo anche senza bisogno di frigoconservazione o comunque addirittura di prodotti chimici come magari viene fatto all'estero. Bene, ascolti Presidente, adesso noi ci vediamo una scheda tecnica e poi al termine riprendiamo la nostra conversazione. La produzione dell'aglio in Polesine si fa risalire al tempo dei Romani, che con le loro opere di bonifica hanno fortemente modificato la conformazione idrogeologica del territorio, caratterizzato dalla presenza di suoli fertili situati tra i due fiumi che lo delimitano, il Po a sud e l'Adige a nord, in provincia di Rovigo. La tipologia dei terreni, il clima temperato e asciutto e la diffusa presenza di aziende a conduzione familiare hanno fatto sì che negli anni l'aglio assumesse una notevole importanza per il Polesine. L'aglio bianco polesano DOP presenta bulbi di forma rotondeggiante regolare, leggermente appiattita alla base. Il colore è bianco brillante, senza striature di altro colore. Il profilo aromatico è unico, meno pungente e più persistente rispetto alle altre varietà, con gradevoli note di erba appena tagliata e sapore dolce fruttato. La produzione dell'aglio bianco polesano DOP avviene con ciclo di coltivazione annuale. La semina viene effettuata nel periodo che va dal 1 di ottobre al 31 dicembre, mentre l'inizio della raccolta avviene tra la fine di giugno e la prima decade di luglio. La raccolta si effettua mediante taglio netto dello stelo, asportando del tutto l'apparato radicale o lasciando solo la sua parte apicale. I bulbi vengono quindi sottoposti a essiccazione naturale o mediante sistemi di ventilazione di aria riscaldata. Durante il confezionamento, i bulbi vengono intrecciati a mano con il loro stesso stelo e legati con spago, raffia o altro materiale idoneo. Il disciplinario ne consente la frigoconservazione. Bene, Presidente, riprendiamo il nostro discorso e senta quanto aglio si produce in Polesine, quanto aglio bianco polesano DOP si produce, pari a quanti ettari? Allora, la produzione della DOP nel Polesine è iniziata circa 10 anni fa, con piccoli appezzamenti. Velocemente siamo cresciuti, ad oggi contiamo circa 150 ettari di superficie di aglio bianco DOP coltivata. E i produttori quanti sono? A livello di soci abbiamo una trentina di soci come aziende che sono suddivise nella categoria tra produttori e confezionatori. E senta, e il mercato poi dove va a finire tutto questo prodotto? Attualmente lo stiamo commercializzando nella grande distribuzione, dove diciamo che gran parte del nord Italia è coperto, piccole parti nei mercati e una fetta ancora più piccola di nicchia su qualche mercato estero. E senta, ma questo è un prodotto che si lavora più a mano oppure in maniera meccanica?
Diciamo che ha un processo di lavorazione molto importante, molto lungo, perché rimane nel campo a livello produttivo circa 9 mesi e questo ad oggi è meccanizzato abbastanza bene, anche se stiamo tornando un po' anche alla manualità proprio per preservarne la qualità. Poi c'è una fase di lavorazione successiva che a seconda delle tipologie di confezionamento la possiamo trovare ancora lavorata a mano, come la treccia, che sta anche questo trovando un riscontro importante da parte del consumatore, oppure nella classica confezione a 3 teste, per dire, dove c'è una meccanizzazione a livello automatico. E quando è che arriva sul mercato il primo aglio? Diciamo che da disciplinare l'aglio DOP lo commercializziamo dal 10 luglio, quello del nuovo raccolto. Questa è una cosa importante che ci siamo autoimposti come consorziati in modo da dare al consumatore il prodotto sempre fresco e nuovo nel momento in cui arriva la nuova produzione. Quindi al 9 luglio viene eventualmente eliminata la vecchia produzione dell'anno precedente per poi iniziare con quella nuova. Infatti E il produttore, il consumatore come fa a sapere tutte queste cose? diciamo che stiamo lavorando nell'informazione molto come consorzio, quindi dalla pagina Facebook al sito cerchiamo di dare queste informazioni. Già dall'etichetta comunque, per esempio, abbiamo dei passaggi importanti dove, oltre naturalmente al bollino obbligatorio del rosso della Comunità Europea come DOP, il simbolo della DOP, sul retro troviamo anche il nome del produttore che identifica proprio l'azienda produttrice dell'aglio e quindi la tracciabilità del prodotto. Bene, ascolti, Presidente, noi abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, abbiamo fatto un po' una fotografia di questo importante prodotto che è l'aglio bianco polesano DOP. Mi pare che si produca su ben 39 comuni, vero, della provincia di Rovigo. 29. 29 comuni, quindi un areale molto ampio, una produzione importante per un prodotto veneto DOP davvero importante. Grazie Presidente per averci raccontato queste interessanti cose, alla prossima occasione.